I valori della responsabilità sociale e della sostenibilità stanno cambiando i mercati, sempre più propensi a privilegiare l'offerta di imprese che danno prova di essere orientate in questo senso. Ecco a tal proposito un progetto rivolto alle imprese del distretto Conciario Vicentino. Favorire politiche pratiche sostenibili, attivando un dialogo, una comunicazione aperti con clienti, fornitori e attori della filiera della lavorazione della pelle, al fine di realizzare prodotti e servizi sicuri, a basso impatto ambientale e di realizzare attività di marketing e di promozione dell'immagine del distretto Conciario Vicentino. Il workshop tenutosi nei giorni scorsi in Villa da Porto a Montorso rientra nel progetto nato con questi obiettivi. Ne è artefice il Cesar, ente di formazione di Confartigianato, con un'iniziativa sostenuta da Regione Veneto e Fondo Sociale Europeo. Ci siamo impegnati a fondo, ha ricordato Martino Pesavento, presidente Cesar, per coinvolgere le imprese artigiane delle vallate dell'Agno e del Chiampo e diffondere la cultura della sostenibilità. In svolgimento sono attualmente percorsi formativi che avvieranno all'ottenimento di certificazioni che oggi sono un requisito indispensabile per operare nel mercato di riferimento. Un'evoluzione che impone comportamenti e garanzie omogenei da parte di tutti i soggetti di una filiera e che ha trovato imprese sensibili e preparate. Hanno capito che non è sufficiente fare solo un buon prodotto, ma bisogna aggiungere del valore a questo prodotto. Ad esempio, produrlo in maniera sostenibile è un valore aggiunto. Le buone pratiche già rientrano nel patrimonio delle imprese, un valore che, se viene opportunamente comunicato, dà modo di avere una marcia in più, giova all'azienda e all'immagine, alla reputazione del distretto nel suo complesso. Dal punto di vista operativo, in concreto, cosa dovranno fare le imprese? Dal punto di vista operativo esistono oggi sul mercato degli strumenti per trasformare la sostenibilità in qualcosa di pratico. Sono delle marcature ambientali, hanno i nomi diciamo che già un po' iniziano a circolare all'interno delle aziende, LVG, Angelo Blu, EPD, CAM. Sono degli strumenti quasi normativi ormai e che danno delle regole molto precise anche per trasformare la sostenibilità in un vantaggio competitivo. Ecco, dare riscontri oggettivi queste certificazioni, che vantaggi offre alle imprese? Innanzitutto una visibilità sul mercato, una riconoscibilità, nel senso che oggi le imprese hanno raggiunto dei livelli di qualità del prodotto abbastanza, paragonabili. Il problema è che la qualità oggi si confronta soprattutto su caratteristiche tecniche del prodotto, quasi mai si parla di caratteristiche ambientali del prodotto e quando se ne parla ci si ferma esclusivamente a guardare quello che si fa nella propria azienda. Non si va a vedere magari come lavorano i propri fornitori, che tipo di approccio hanno i propri terzisti. Questo è un aspetto che le marcature ambientali stanno rendendo obbligatorio e quindi in questo senso un'azienda che si impegna con questi strumenti dimostra di essere molto proattiva verso l'ambiente. Il mercato premia queste aziende? Assolutamente sì, le premia innanzitutto perché le seleziona, quindi sono degli strumenti di scrematura innanzitutto. Grossi marchi che sono di solito a valle della filiera sono molto indirizzati verso aziende che si impegnano, quindi il primo aspetto è un aspetto di scrematura, di selezione. Il secondo aspetto è un aspetto di garanzia che quello che si sta facendo è controllato, è monitorato. Quindi non si sta parlando di fare un processo che non inquina o impatta a zero, si sta parlando di fare un processo controllato anche dal punto di vista ambientale.